Ma guardi, io non tifo perché il governo cada, dico semplicemente che sarebbe difficile per noi della Lega dire che un governo può stare in piedi se boccia l'autonomia. Il monito di Zaia all'indirizzo della stanza dei bottoni. Il presidente della regione, nella tradizionale conferenza di fine anno, traccia la strada, una via che a questo punto non può prescindere dall'autonomia. La Lega in Veneto, sul punto, ha giocato tutto. Oggi è il primo giorno d'inverno e nel Consiglio dei Ministri all'ultimo punto sono state inserite le comunicazioni del Ministro ai rapporti con le regioni e all'autonomia, Erika Stefani, un passaggio formale ma non un'approvazione come in molti da queste parti si aspettavano. Il 2019 deve essere l'anno dell'autonomia, non c'è dubbio che discutono oggi, iscrivono, deliberano, facciano quello che vogliono, ma dal 2019 non si scappa, è autonomia punto e basta. Ma intanto oggi l'autonomia è finita nero su bianco nel ruolino del governo, un primo passo. Se sarà sufficiente a rimettere l'autonomia nei giusti binari, lo dirà solo il tempo. La macchina è una macchina complessa, il percorso è assolutamente un percorso non lineare, ma dovremo anche faticare, immagino, in molte fasi. L'importante è che entri in Consiglio dei Ministri e che si decida, dopodiché ci arrangiamo noi a rianimarla.